Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. Palermo muore un 28enne nello scontro tra il suo scooter e un mezzo pesante. Si aggrava intanto il bilancio del tragico schianto di Trabia. Dopo 3 giorni di agonia si è spento il motociclista 42enne. A Messina si continua a scavare. Tra le macerie della palazzina crollata restano i 2 dispersi, mentre cresce l'ipotesi di cedimenti già segnalati da testimoni nei giorni precedenti. La procura indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Bufera sull'Anfas Modica nel Ragusano, ai domiciliari il presidente, un operatore e 13 indagati per presunti maltrattamenti agli assistiti. L'inchiesta dei carabinieri scuote l'associazione punto di riferimento per la disabilità in città. Sequestrati i 2 appartamenti usati come case di prostituzione a Bagheria nel Palermitano, indagate 8 persone, documentati 900 accessi e 400 clienti in poco più di 2 mesi. Dal 2028 la Siracusa-Gela diventerà un'autostrada a pagamento. La notizia sull'opera, attesa da decenni e ancora incompleta, scatena le reazioni degli automobilisti. Attive le bodycam al pronto soccorso del Policlinico di Catania. I sanitari avranno un nuovo strumento contro le aggressioni, attivabile in caso di rischio. Calcio, il Catania tra Coppa e Mercato. Longo lavora sul gruppo in vista dell'esordio di sabato a Vicenza. Varrà intanto prepara gli ultimi colpi con Patierno tra gli obiettivi principali. Serie B, Palermo protagonista sul mercato, manca solo l'ufficialità per Gabriel Strefezza, l'esterno offensivo brasiliano dell'Olympiacos è pronto a firmare un contratto pluriennale. Ben trovati, ancora sangue sulle strade siciliane. A Palermo un 28enne ha perso la vita in uno scontro violento tra lo scooter sul quale viaggiava e un tir, mentre si aggrava anche il bilancio dello schianto avvenuto nei giorni scorsi a Trabia con un nuovo morto. Ma sentiamo Marco Gullà. Ancora una volta le strade si trasformano in teatro di morte. Un'altra tragedia della strada si è consumata questa mattina nel cuore di Palermo. A perdere la vita è stato Salvatore Firemi, 28 anni, deceduto intorno alle 11 in seguito a un violento incidente avvenuto all'incrocio tra via dei Cantieri e via Montepellegrino. Il giovane viaggiava in sella a uno scooter Kinko quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo pesante. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, mentre gli agenti della polizia municipale hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Scene di profondo dolore all'arrivo dei familiari della vittima, lacrime, disperazione e rabbia hanno accompagnato quei momenti drammatici. L'aria è stata transennata e il tratto di strada interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rilievi, con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina e lunghe code nelle arterie vicine. Intanto si aggrava anche il bilancio del grave incidente avvenuto lo scorso 31 luglio lungo la strada statale 113 nel territorio di Trabia. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte è deceduto Leonardo Mulè, il motociclista di 42 anni rimasto gravemente ferito nello stesso schianto in cui aveva perso la vita la 14enne Alessandra Martorana. L'uomo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. E c'è un sospettato, ma restano ancora molti i punti da chiarire sul tentato duplice omicidio avvenuto nelle campagne di Riesi proprio ieri. Mentre migliorano le condizioni dei 2 feriti, i carabinieri continuano la caccia all'uomo. Rita Cinardi. È un 55enne con precedenti per reati contro la persona, il principale sospettato del tentato duplice omicidio avvenuto nelle campagne di Riesi. L'uomo è ancora ricercato dai carabinieri che, con il supporto dello squadrone Liportato Cacciatori Sicilia di Sigonella, continuano a battere le campagne attorno alla miniera Trabia Talarita, dove ieri un uomo di 58 anni e una donna di 40 anni sono stati feriti a colpi di pistola. Secondo quanto emerge dalle indagini, a indicarne le generalità sarebbe stato lo stesso 58enne ferito prima di perdere i sensi. Il
movente resta però ancora da chiarire. Al momento non trovano riscontri investigativi le voci su una presunta infatuazione del sospettato nei confronti della donna, mentre resta assolutamente esclusa la pista mafiosa. È invece emerso che i due feriti erano legati da una relazione sentimentale. Intanto arrivano notizie incoraggianti dagli ospedali. La quarantenne ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta dopo un delicato intervento di neurochirurgia è in miglioramento e, come confermato dal primario del reparto di rianimazione Giancarlo Foresta, non è più in coma farmacologico. Migliora anche il 58enne ricoverato al Cannizzaro di Catania. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto saranno fondamentali le dichiarazioni della donna, che verrà ascoltata dai carabinieri non appena le sue condizioni cliniche lo consentiranno. Nei giorni precedenti i proprietari al crollo, i proprietari del bazar al primo piano della palazzina crollata avevano avvertito delle strane vibrazioni. Ieri il recupero del quarto corpo, si scava ancora per trovare gli altri due dispersi. Sentiamo gli aggiornamenti da Lorena Dolci. Strani scricchioli nei giorni precedenti, anomale vibrazioni sulla struttura non erano sfuggite ai titolari del bazar che occupava il primo piano della palazzina crollata a Messina. Già da un mese avevano avvertito i proprietari dello stabile e ne erano stati rassicurati. Poi, giovedì pomeriggio, il crollo. I pochi clienti presenti erano vicino all'uscita e sono riusciti a scappare, come i titolari di origine cinese che hanno perso tutto. Per miracolo non c'erano i loro figli che erano fuori Messina. Feng Yang, conosciuta come Viola, chiederà il risarcimento, ma intanto, dicono i suoi avvocati, è sconvolta dal dolore. Sotto le macerie è rimasta una commessa di 21 anni, Alessandra Frazzica. Il corpo della ragazza è stato recuperato nei giorni scorsi insieme a quello del proprietario Carmelo Leone e delle sue sorelle, prima Rosa e ieri Sara, che vivevano all'ultimo piano dell'edificio che si è sbriciolato. All'appello mancano ancora il cognato Santino Magazzù e il badante cingalese Lairu. L'area delle ricerche è stata circoscritta, si continua a scavare tra i cumuli di macerie. Ieri gli interrogatori di 2 dei 3 indagati dalla procura di Messina per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, Pietro Leone, cugino delle vittime, Alessandro Panarello, che aveva commissionato i lavori per una macelleria, e slittato invece quello di Pasquale Dalì perché è ancora ricoverato in ospedale. Sabato sarà conferito l'incarico per le autopsie e per ulteriori accertamenti tecnici. Ci sono 13 indagati e 2 arresti ai domiciliari. Si tratta del presidente dell'Anfas di Modica e un operatore, in una inchiesta dei carabinieri che getta un'ombra su un'associazione che da sempre è stata punto di riferimento per l'assistenza alle persone con disabilità. Veronica Barbarino. Incredulità e sgomento a Modica per l'inchiesta dei carabinieri che ha coinvolto l'Anfas cittadina. Sono scattati infatti gli arresti domiciliari per maltrattamenti aggravati dalla posizione di garanzia per il presidente Giovanni Provvidenza e per uno dei suoi operatori. Coinvolti anche 12 lavoratori della struttura, tutti giovani ragazzi volontari e operatori di servizio civile, indagati a vario titolo per maltrattamenti nei confronti degli assistiti. A Provvidenza è contestata anche l'ipotesi di esercizio abusivo della professione infermieristica. Secondo la procura, infatti, avrebbe consentito ai volontari privi di qualifica sanitaria di somministrare farmaci agli ospiti della struttura. Per alcuni degli 11 indagati è scattato il divieto di frequentare strutture e associazioni che ospitano persone con disabilità, mentre per altri la denuncia è a piede libero. L'indagine, condotta dai carabinieri del NAS e della compagnia di Modica, è partita circa un anno fa, a seguito di una segnalazione, e si è sviluppata attraverso anche intercettazioni ambientali. Le accuse sono ora al vaglio della magistratura. La Guardia di Finanza di Messina ha eseguito la confisca di beni per oltre 485.000 euro nei confronti di un avvocato condannato a 4 anni di reclusione per peculato e corruzione. Il professionista, incaricato dal comune di Taormina del recupero dei crediti del servizio idrico tra il 1993 e il 2018, avrebbe trattenuto oltre 924.000 euro riscossi dagli utenti morosi senza versarli all'ente. Il comune di Taormina risulta parte lesa. Nell'inchiesta ha coinvolto anche un ex dirigente comunale accusato di avere favorito l'attività illecita omettendo i controlli dovuti. Una truffa sulla mobilità sostenibile, sequestrati beni per 4 milioni di euro, inchiesta della Procura di Catania, dove sono indagati i rappresentanti di 2 società. Orazio Longo. 3.500 monopattini che non sarebbero mai giunti in Italia e una fattura di 4.800.000 euro
priva di effettività sia sotto il profilo commerciale che giuridico. La Guardia di Finanza di Catania e di Modena ha eseguito un sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Catania per un valore complessivo di 4 milioni di euro, ritenuto profitto del meccanismo fraudolento ipotizzato nei confronti di persone fisiche e società coinvolte in una frode connessa alla percezione di un finanziamento assistito da garanzia pubblica. Le investigazioni hanno riguardato un'impresa catanese operante nel settore della mobilità sostenibile. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di ricostruire un articolato meccanismo fondato su un fittizio aumento di capitale sociale dimostrato mediante un assegno bancario mai effettivamente negoziato. L'investimento doveva sviluppare una collaborazione con un'azienda nazionale operante nel settore della micromobilità per la gestione da parte della società beneficiaria dei mezzi sul territorio avvalendosi del marchio e della tecnologia dell'impresa. Una volta accreditate sul conto corrente della società richiedente, le somme del finanziamento sono state interamente trasferite nel giro di 72 ore a una società statunitense con sede nel Delaware. I rappresentanti legali delle due società coinvolte sono indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali, mentre nei confronti delle due società sono stati ravvisati anche illeciti amministrativi. 2 appartamenti qualsiasi nel centro di Bagheria erano in realtà 2 case del piacere, luoghi di incontri sessuali concordati con appunto le ragazze, le donne online. A scoprirlo è stata la polizia della sezione giudiziaria della Procura di Termini Imerese. Manlio Viola. 400 clienti al mese, almeno 900 accessi documentati durante le intercettazioni e un giro d'affari ampio, anche se ancora da quantificare. 8 persone intente nel gestire il traffico sessuale in 2 appartamenti anonimi del centro di Bagheria in provincia di Palermo. È quello che ha scoperto la Procura di Termini Imerese dopo mesi di indagini delegate alla sezione di polizia giudiziaria della stessa Procura termitana. Al culmine delle intercettazioni video sul via vai di quegli appartamenti, il GIP ha firmato il provvedimento di sequestro di entrambi gli immobili, mentre sono 8 le persone indagate a piede libero. Il sistema di gestione del mercato del sesso era consolidato, tutto partiva da annunci su siti specializzati in incontri sessuali. Dopo il primo contatto online e la scelta della ragazza, seguiva il contatto telefonico per pattuire cifra, ora e luogo. I poliziotti hanno seguito l'iter e documentato il via vai di persone. 900 gli accessi ripresi nell'arco di poco più di 2 mesi, 400 i clienti. Poi è scattato il blitz che ha portato al sequestro degli appartamenti, ma anche di smartphone, computer e dispositivi elettronici in possesso degli 8 indagati. L'obiettivo degli investigatori è adesso quello di analizzare le chat e i tabulati per ricostruire la rete di contatti, definire con esattezza i singoli ruoli all'interno dell'organizzazione e verificare i flussi di denaro. Operazione antidroga dei carabinieri a Rosolini, 2 indagati finiscono in carcere. Il provvedimento che è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Catania riguarda un'inchiesta su una organizzazione che avrebbe gestito una piazza di spaccio nel quartiere delle Case Popolari. I 2 sono accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi. La Guardia di Finanza ha sequestrato 2 chili di cocaina, erano nascosti in un'auto al casello di San Gregorio. Siamo nel catanese, il servizio. Un controllo ai caselli di San Gregorio, Catania. Tra le auto incolonnate non ci sono solo vacanzieri di ritorno da una gita fuori porta, ma anche insospettabili corrieri della droga. Il cane dei Baschi Verdi fiuta qualcosa. Il conducente dell'auto fermata, un catanese di 68 anni, si innervosisce. Il passo successivo è un esame dettagliato della vettura. È così che dal vano autoradio i finanzieri tirano fuori 2 panetti. All'interno ci sono oltre 2 kg di cocaina. La droga era nascosta in un vano ricavato nel cruscotto dell'autoveicolo. Sul mercato la droga al dettaglio avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 400.000 euro. L'uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Il tribunale ha convalidato l'arresto e il sequestro della droga. La Procura di Gela ha aperto un'inchiesta sulle cause del decesso di un paziente 60enne morto all'ospedale Vittorio Emanuele. Sono stati disposti accertamenti tecnici con la nomina di un esperto per l'esame autoptico. Il fascicolo con 2 medici indagati è stato aperto dopo la denuncia dei familiari dell'uomo. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con altri servizi.
Seconda parte di Sicilia 24. Dal 2028 arriverà il pedaggio sull'autostrada A18 Siracusa-Gela. La novità però ha scatenato la polemica, soprattutto tra chi percorre ogni giorno questa autostrada. Ma sentiamo Francesco Aloi. Credo che ancora sia un po' presto per metterla a pagamento. Perché non mi sembra tanto efficiente. L'autostrada Siracusa-Gela, che in realtà si ferma a Modica, sarà a pagamento. La notizia, che sta girando già da alcuni giorni, sta facendo storcere il naso a molti. Per noi che viaggiamo tutti i giorni, sarebbe un problema, ecco. Per me non è giusto. Dal 2028, quindi, Autostrade Siciliane metterà in funzione i caselli. Nel primo step sarà interessato il tratto tra Siracusa e Rosolini, poi quello fino a Modica. Qui siamo a 2 passi dallo svincolo di Cassibile. Fino a qualche anno fa lì in fondo c'erano i caselli, che a quanto pare a breve torneranno. Una cosa brutta noi che lavoriamo e facciamo vai e vieni tutti i giorni. Ma c'è anche qualcuno che la pensa diversamente. Come tutte le altre autostrade, una cosa normale, ci dobbiamo arrivare a quel punto. Rispetto alla Catania-Messina, la strada è simpatica. Degli oltre 130 chilometri di autostrada previsti, dagli anni 70 ad oggi ne sono stati realizzati in meno della metà. Eppure questa è una strada molto battuta non solo dai pendolari, ma anche da chi vuole raggiungere le mete turistiche della zona sud del Siracusano e del Ragusano. Ma la notizia del pedaggio sta rimbalzando anche tra i palazzi della politica, tra chi chiede di fare un passo indietro e chi invece propone una tariffa ridotta per i residenti. Ci occupiamo adesso di sicurezza negli ospedali. Al pronto soccorso del presidio Rodolico di Catania arrivano le bodycam per il personale sanitario, una misura sperimentale per fermare le aggressioni. Adelaide Barbagallo. Un piccolo dispositivo da indossare sopra la divisa e all'occorrenza azionare. Sono le bodycam, da oggi in uso al pronto soccorso del Policlinico di Catania per garantire la massima sicurezza a chi cura e a chi viene curato. Da oggi medici, infermieri e operatori sociosanitari li indosseranno. I dispositivi non saranno sempre accesi, il personale li attiverà esclusivamente in situazioni di reale pericolo o di potenziale aggressione. Verrà emesso un segnale acustico e nel display apparirà la scritta dell'area in cui è scattata l'emergenza. Nel frattempo la bodycam registrerà tutto. L'obiettivo è fare da deterrente contro i violenti, tutelare chi lavora in prima linea e assicurare al contempo la serenità dei pazienti e dei loro accompagnatori. Consente alle forze dell'ordine di far scattare gli automatismi per cui possono intervenire non solo nel momento in cui avvengono i fatti, ma anche nelle ore successive, quando magari l'autore del fatto si è allontanato e scappato. Ovviamente è uno strumento, non è l'unico, va appaiato e accompagnato con la formazione dei nostri operatori per gestire i momenti di criticità che ovviamente accadono, perché è il momento più dedicato di massima fragilità del soggetto in cui si appresta a entrare in un pronto soccorso. Tutto avverrà nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati personali. Cambiamo decisamente pagina, si intitola Strepitus Silenzi, le notti delle catacombe, ed è il viaggio tra spiritualità, teatro e memoria all'interno della catacomba di San Giovanni a Siracusa, edizione arricchita quest'anno con l'inserimento della cripta di San Marciano. Orazio Longo. Il rumore del silenzio è la spiritualità, ma è anche il teatro, la memoria. Strepitus Silenzi, le notti delle catacombe, è la rassegna che ha preso il via a Siracusa nella catacomba di San Giovanni. La rinascita dell'anima alla vita eterna. Strepitus Silenzi come fragore del silenzio, questo silenzio che ci ricorda che questo luogo è memoria, è comunità, come le comunità dei cristiani che rendevano omaggio ai propri defunti. 15 serate per tutto il mese di agosto per immergersi nella storia di Siracusa attraversando le gallerie della catacomba. È un viaggio nel vero senso della parola spirituale, perché si entra in contatto con quello che è stato questo mondo che sembra così antico ma che è ancora così attuale. Tutto quello che vediamo in catacomba ci parla di vita.
Oltre a Marinella Scognamiglio e Attilio Ierna, fanno parte del cast di Strepitus Silenzi Doriana Lafauci e Caterina Pugliese, musiche di Romualdo Trionfante e Luciano Maria Moricca. C'è un'altra pausa e poi torniamo per il calcio. E siamo al calcio, sabato sera, esordio del Catania in Coppa Italia allo Stadio Menti di Vicenza, attese altre novità di mercato in entrata e in uscita. Sentiamo. È la settimana che porta al primo impegno ufficiale e il Catania nel ritiro di Norcia la vive anche in quest'ottica. La prima amichevole contro il Ravenna ha trasmesso segnali positivi. La squadra di Longo pressa, segna, diverte, a volte subisce. Si parte dal 4-3-3, ma in corso d'opera i moduli possono variare a seconda delle necessità. Su uomini e schemi si lavora nell'attesa dell'esordio sabato a Vicenza con inizio alle ore 20 nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa. Il Catania rimarrà in ritiro sino a venerdì 7. Allenamenti, esordio in Coppa e domenica 23 agosto in campionato contro l'Inter Under 23 al Massimino, ma anche mercato con Varrà chiamato alle operazioni finali, quelle che potrebbero portare ad un salto di qualità. Con l'arrivo di Perrotta, difesa in linea di massima sistemata, a meno di nuove cessioni. Si cercano altri profili di esperienza. Piace Massimo Coda, seguito anche in B, ma l'attenzione maggiore è rivolta a Cosimo Patierno, già da anni nel mirino del club di Pelligra. Patierno la scorsa stagione ad Avellino in B ha disputato 24 partite, la metà da titolare, segnando un solo gol. Decisivo con 15 centri, l'anno prima con l'Avellino promosso. In passato in C 53 presenze e 28 reti nella Virtus Francavilla. E c'è una notizia di mercato in uscita: il Catania ha ceduto a titolo definitivo l'attaccante Matteo Stoppa al Campobasso. Adesso al Palermo, scatenato sul mercato, praticamente preso Gabriel Strefezza, esterno offensivo, in forza all'Olympiakos. Affare quasi chiuso, manca solo l'ufficialità. Marco Gullà. È uno di quei colpi ad effetto che possono far fare il salto di qualità. Il Palermo ha praticamente chiuso per Gabriel Strefezza, esterno offensivo brasiliano in forza all'Olympiakos. Un giocatore che rappresenta un lusso per la Serie B. È un esterno atipico, piede destro naturale, non gioca a piede invertito, ma può essere schierato anche sulla tre quarti o sulla corsia sinistra. Strefezza arriverà a Palermo a titolo definitivo con un contratto pluriennale per una cifra complessiva tra parte fissa e variabile di circa 5 milioni di euro. Per lui è previsto un ingaggio ricco superiore al €1.000.000 che lo renderà il calciatore più pagato dell'organico rosanero. Cifre giustificate da un curriculum di tutto rispetto: 22 gol in 103 presenze in Serie B, 18 reti in 137 partite in Serie A. Strefezza ha già detto sì al Palermo, ancora qualche dettaglio da limare e poi arriverà la fumata bianca. Il Palermo intanto si prepara per la tournée australiana. Venerdì 7 affronterà il Melbourne City, poi giorno 11 la Juventus. Strefezza dovrebbe aggregarsi ai suoi nuovi compagni direttamente a Palermo quando la squadra preparerà l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Lecce al Barbera, tra l'altro ex squadra dell'esterno brasiliano. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque il telegiornale finisce qui. Grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio. Vi ricordo la prossima edizione di Sicilia 24 alle 19. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.